Ecco il momento in cui la torpedine Bettica, l'ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale che era incastrato nel muro perimetrale della casa della famiglia Baù a Stoccareddo, viene tolto e spostato per essere poi trasferito nella cava di Caberlaba per il brillamento. La notizia al CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, aperto presso il municipio di Gaglio, arriva poco prima di mezzogiorno. La tensione si scioglie in un applauso alla parte più rischiosa delle operazioni che hanno visto impegnati gli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore è conclusa. I nostri guastatori sono riusciti, devo dire, in tempi record, a fronte di un intervento estremamente complesso, a procedere a rimuovere questo ordigno che era incastonato dentro il muro, quindi si è stata fatta un'operazione manuale. E queste operazioni sono state precedute stamattina già a partire dalle 7 dall'evacuazione del territorio. Le operazioni di rimozione sono state complesse e peraltro l'ordigno si trova in una posizione unica nel suo genere, come dicevate, incastonato nel muro, un muro di circa 50 cm, per cui l'approccio degli artificieri è stato di tipo manuale, per rimuovere gradualmente, prima facendo un foro laterale e poi raggiungendo gradualmente la posizione dell'ordigno per poi rimuoverlo. L'ordigno è stato messo in sicurezza, caricato su un mezzo dell'esercito italiano per essere poi spostato nell'area della cava dove alle 13:45 è stato fatto brillare. Le 349 persone che sono state fatte evacuare possono rientrare a casa. Adesso sono quasi le ore 13 e ufficialmente possiamo comunicare a tutta la cittadinanza di Stoccareddo e di Zaibena che possono finalmente rientrare nelle loro abitazioni. In segno di rispetto nei confronti di Riccardo Baù, la prefettura ha deciso di non dare un nome alla bomba.